Sono stati i primi a subire gli effetti della crisi e sono anche i meno tutelati dal punto di vista contrattuale e degli ammortizzatori sociali. I lavoratori interinali in Veneto sono pressoché dimezzati in 12 mesi, circa 40.000 l'anno scorso, quasi 20.000 nel 2009. Hanno avuto degli spot come ammortizzatori sociali, davvero degli spot, e quindi sono assolutamente scoperti. Per quanto riguarda il lavoro interinale, no, chi aveva il requisito alla disoccupazione ordinaria l'ha anche già finita e quindi si ritrova senza nessun tipo di risorsa. Chi invece ha diritto alla disoccupazione a requisiti ridotti è alla frutta, nel senso, se ha finito in aprile la può richiedere soltanto dal 1° gennaio del 2010 fino al 30 di marzo del 2010. In particolare difficoltà il Vicentino, dove la riduzione è maggiore della media regionale. Particolarmente colpiti i giovani, i maschi e gli italiani, che sono comunque la maggioranza dei lavoratori interinali. Ci sono tutti quanti gli alberghi cittadini che sono sovraffollati, davanti alla Croce Rossa, davanti alla Caritas, ci sono file interminabili di persone e lavoro non se ne trova. Quindi noi come NIDI, il CGIL, stiamo richiamando davvero il governo alle sue responsabilità, perché è un suo dovere rispondere a queste persone. Cresce anche la gestione separata dell'INPS, perché molti lavoratori si trovano, per scelta propria o dell'azienda, ad aprire una partita IVA. Titolari di imprese o imprenditori pensano che utilizzando i contratti progetto o invitando le persone a farsi la partita IVA, pensano di pagare meno e scaricano tutto sul lavoratore, tirandolo fuori da tutte le tutele naturalmente che invece sono previste per i contratti collettivi.